Ciao amici telespettatori, siamo nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare a Giuseppe. Giuseppe ha 21 anni e cerca la sua anima gemella. Ciao Giuseppe. Ciao. Quanti anni c'hai? 21. 21. E cerchi la tua anima gemella? Sì. Ascolta, di dove sei tu? Io sono di Marsala. Di Marsala? Sì. E precisamente? Via Istra, regione siciliana. Via Regione Siciliana? Sì. Ascolta Giuseppe, come dovrebbe essere questa ragazza ideale? Bionda, carina, sì, quando è lunghezza, quando è mia. Di Lognizza? Sì. Sarebbe? Tu quanto sei alto? Io sono metro, lunghezza. Un metro? Un metro. E qualcosa? Sì. Diciamo un metro Sì. e quanto? 60, 70? 1,70 m. 1,70 m. Quindi lei dovrebbe essere almeno Un poco più grande di me. un poco più alta di te, perché ti piace la donna alta? Sì. E come mai Giuseppe? E perché non ho conosciuto nessuno, sono venuto qua a San Amore per conoscere una ragazza. Esatto, e la vuoi più alta di te? Sì. Dimmi Giuseppe, tu lavori? Sì, io lavoro giardiniere. Giardiniere? Sì. E dove? Quando mi chiamano i signori che vanno per i giardini, io vado a fare il giardiniere. Esatto. A tempo libero o a tempo pieno? A tempo libero, un po' a tempo pieno, a tempo libero. Sia a tempo libero che a tempo pieno. Sì. Dimmi Giuseppe, tu fai sport in particolare? Sì, gioco a pallone. Ah, giochi a pallone pure? Faccio tutte queste belle cose, gioco a pallone. Oltre a fare diciamo tutte queste belle cose, cos'altro di sport fai? Io vado pure a ballare, Ah, pure a ballare vai? vado a vedere. Che tipo di ballo ti piace fare? Non so, discoteca oppure non so, ti piace il liscio? Il liscio ti piace? Sì, il liceo mi piace. E tutte queste belle cose. Esatto, dimmi Giuseppe, se tu diciamo incontreresti la tua ragazza ideale, la porteresti in qualche posto, non so, la porteresti in una gita, in qualcosa? Io la porterei a una gira, a ballare, a divertimento. In quale posto la porteresti? Io la porterei Trapani, magari. La porteresti a Trapani? Sì. Certo, andare a Trapani, giustamente, tu sei di Marsala, Sì. spostarti e andare a Trapani. Poi posso andare pure da mio padre che è a Genova, posso pure a Genova, conoscere a lui, tutte queste belle cose. Esatto, e c'hai la patente tu? No, io la patente me la devo prendere nel 13. Sei motorizzato? No, Cammini completamente a piedi? con la bicicletta. Con la bicicletta, quindi fai molto, diciamo, ti dedichi più che altro al ciclismo? Sì, Che tipo di bicicletta c'hai? mountain bike, Una mountain bike, sportiva o classica? classica. Classica. Perché le mountain bike sportive non ti piacciono? A me ce l'ho pure a casa che è nuova, non la adopero mai e mi adopero questa qua. Ho capito. Va bene Giuseppe. Dimmi Giuseppe, sei mai stato innamorato nella tua vita? Sì, con una ex, una piccottella. Quindi hai avuto una ragazza? Sì, mi sono lasciato, ma lei si è presa un altro, mi ha fatto le corna. Ti ha fatto? Le corna. Le corna? Sì, e non mi ha voluto più. Non ti ha voluto più? Sì, ma mi ha mandato a cacciavia. E dove ti ha mandato? A cacciavia, mi ha mandato via. Ti ha mandato via? Sì. E quindi vi siete lasciati. Quanto è durata la storia? È durato meno un anno. Un anno? Sì. E tu ne hai sofferto molto? Sì, Ne hai risentito moltissimo? Sì. E piano piano ti stai riprendendo? Sì, magari mi sto riprendendo un poco, magari tutte queste. Esatto. Non ne so più. Sai cantare? Cantare non mi affiro, cantare. No, non sai cantare? Sai raccontare poesie? Poesie non le so. Neanche. No. Dimmi un po', che scuola hai fatto tu? Io ho fatto la licenza media, Luigi Struccio, via Trapani. Io ho fatto un anno di scuola e mi ho preso la licenza e sono questo. Esatto. Dimmi, che cos'è che tu vorresti incontrare in una ragazza? Che cos'è che tu praticamente vai guardando in una donna che ti attira? Per innamorarti. Per innamorarti? Sì, per essere fidanzato, per sposarti, tutte queste cose. Sì, ma dico, quando tu incontri una ragazza, che cos'è che vai guardando? L'aspetto fisico o il carattere? L'aspetto fisico. L'aspetto fisico? Sì. Cioè sarebbe a dire l'aspetto fisico? Sì. Esatto, cioè prima la vai guardando di fuori Sì. e poi di dentro. Sì. Però più che altro di fuori ti interessa, giusto? Sì. E che cos'è che vai guardando esplicitamente, proprio
La cosa che vuoi guardare, che tu guardi di più, qual è? Io sono innamorato, spesso mi innamoro di lei, ma però sono esperto come si dice, che la voglio vedere accanto, magari. Sì, ma dico, qual è la cosa che ti attira di più? Non so, che posso dire? La mano, o la coscia? La mano. Che cos'è che vai guardando? La mano. La mano, Sì. cioè ti deve piacere la mano? Sì. Destra o sinistra? La sinistra. E come mai la sinistra? Perché Hai un debole per le mani sinistre? no, mi piace toccarla, magari la tocco tutta e la faccio tutta. Con la mano? Sì. Sinistra? Sì. E come mai? Perché ho fatto, mi piace. Hai fatto allenamento? Sì. Fai allenamento spesso? Sì. E dove? Io gioco sono pure, alle volte vado a girare, vado a giocare. Sempre con la mano sinistra? Sì. Adesso non faccio niente, Né con la destra neanche con la sinistra? manco con la destra, manco con la sinistra. Esatto, e sono a riposo. Sì. Però c'è quando lavorano. Sì. Però quella che lavora diciamo è quella sinistra. Sì. Ti dai molto da fare con quella sinistra, giustamente. Va bene Giuseppe, amici abbiamo conosciuto Giuseppe, ripeto, per le ragazze che fossero interessate a Giuseppe possono chiamare il numero che vedete in sovraimpressione. Ok, vuoi fare un annuncio alle ragazze che ti telefoneranno, non so, vuoi dire qualcosa? Lì c'è la telecamera, dai. Che mi può telefonare il più presto possibile, grazie. Come? Che mi possono telefonare il più presto possibile, grazie. Poi devi dire altro? Ciao. Ok, bene amici, noi vi salutiamo, io Alberto vi saluto e vi saluta anche Giuseppe. ciao amici, a dopo. Ciao.